deve arretrare un po' la CMB e si parte, eccoli qui, i primi 20 minuti, primo tempo di questa sfida, l'abbiamo detto in apertura, importantissima per l'Arzignano, che subito soffre sulla pressione della CMB. Arzignano che deve mettere in cascina 3 punti, CMB invece che ne vuole portare via dal Palatese per continuare a sognare in grande. Ottimo via di stagione della matricola di mister Scarpitti. Intanto arriva anche il complimento di Alex Avitabile, finalmente il cronometro, a dire la verità, ad Arzignano con il buon iPhone di Davide Tres il cronometro c'è sempre, giusto dare risalto e anche evitare che il sottoscritto debba ogni volta ripetere il conto dei secondi che mancano al termine della partita. Ma andiamo in cronaca con Marcio Zancanaro che muove Jonathan, l'ex di turno lo scorso anno, grande stagione per il giocatore brasiliano, per la decisione di lasciare il biancorosso. Tanto Vega che serve un passaggio verso nessun compagno. Arzignano con Leandrigno, Vinicius, Marcio, Simi, Leandrigno, Vinicius, va davanti per Simi che tenta di girarsi, lascia lì a Leandrigno che va sul fondo, si porta però il pallone oltre la linea blu del campo, dunque sarà rimessa laterale per Marcio Zancanaro che chiama in causa Jonathan. Ancora per Zancanaro, capitano della CMB, trova Mancusi, lo serve, cincisca un po' Mancusi ma riesce a dare pallone al suo capitano, tanto si sta scaldando, accelera i tempi. Tobe, un giocatore importante per la CMB che in Italia con la maglia luparense ha già vinto e non poco. Vega, Jonathan Zancanaro, ancora per Jonathan, fermato, esce Bastini ma Simi ci mette il piedone e alleggerisce in fallo laterale. Un cambio, quello di Bastini dentro al posto di Pozzi, per scuotere un po' il pacchetto difensivo di una squadra che ha subito troppi gol. Intanto il tiro di Zancanaro altissimo, dunque sarà proprio il numero 1 che ha già debuttato in Serie A. Ottima prestazione contro il Latina, quella che è l'ultima vittoria dei biancorossi che giocano con Marcio. Leandrigno, Vinicius a cercare di liberare Simi, il pallone però è sbattuto in tribuna violentemente da Zancanaro. Qui quasi quasi un tifoso stava per rimetterci non solo l'occhiale ma anche il corno. Pallone che arriva comunque a Marcio. Qui non riesce però l'inserimento per vie trasversali a Leandrigno, dunque Jonathan con la maglia numero 8 pronto a rimettere in live il cronometro per Vega che ridà la sfera all'ex biancorosso Zancanaro. Vega sulla corsia di sinistra si accentra verso Jonathan Zancanaro, Arzignano che deve difendersi. Qui c'è il fallo, Leandrigno prende per il coppino Jonathan, già battuto la punizione. Vega, Mancusi ancora per Vega, il palla che ora arriva a Bastini, rilancio comodo per Simi anticipato dal numero 17 Alejandro Vega Herrero, un giocatore spagnolo classe 1995. 67 invece Marcio che gioca per Vinicius. Marcio non riesce a recapitare il pallone a Simi, dunque rimessa laterale con Zancanaro pronto dall'altra parte verso Jonathan. Jonathan va a saltare Vinicius, mette un pallone in mezzo, fermato da Marcio, rimessa laterale in attacco allora per la CMB. Salutiamo anche Leonardo Lazzaris che non vede benissimo, purtroppo non dipende dalle capacità di Davide Tres alla telecamera. Speriamo tutto possa risolversi dalla regia base. Vega, giro palla verso Jonathan. CMB ora a fare la partita, a cercare di scardinare la difesa biancorossa, sempre con Jonathan. Serie di finte su Marcio, va via sul fondo,
fermato da Marzio. Jonathan tiene vivo il pallone, serve Zancanaro, costretto a indietreggiare e dare palla a Weber, che alza il suo baricentro. Il portiere, anche lui con un trascorso al fine della Luparense, tiro altissimo, Bastini lungo per Vinicius, anticipato con il petto proprio da Weber. Pressione ora alta dell'Arzignano, che deve riconquistare il pallone, lo fa mettendo in confusione il CMB. Ci ha giocato il pallone per Leandrino, che strozza il sinistro fuori proprio nel momento in cui Cristian Molon ci saluta. Ti aspettiamo per il secondo tempo, vieni a trovarci, ma riportaci anche da bere. Jonathan per Zancanaro. Intanto il primo cambio del CMB, dentro con il numero 9 Umberto Caruso, dentro in mischia anche David Sanchez, che è il miglior marcatore della formazione di Scarpitti, formazione che ha il terzo attacco. Solo Jonathan dentro rispetto al quintetto di partenza. C'è anche Tobe che muove i suoi primi minuti qui al Palatezze, avversario dell'Arzignano. Proprio Tobe a giocare, palla per Jonathan che chiama ancora in causa Tobe, giro palla continuo della CMB, ora liberare Caruso, lo spazio per avanzare, torna indietro da David Sanchez. Tobe, David Sanchez, Tobe non riesce ad andare via, riconquista palla e viene fischiato anche un fallo. Si stavano dando la manina come due fidanzati che stanno andando a prendere il gelato. Poteva lasciare anche correre l'azione l'arbitro, visto che poi il pallone era finito tra i piedi del portiere della CMB. Fatto sta che l'Arzignano ha già commesso due falli, 0 quelli sul tabellone per la formazione di mister Scarpitti. Marzio cerca di uscire ad anticipare Caruso, intanto dentro anche Fusari con il numero 7, anzi no, pardon, il numero 6 Giovanni Pulvirenti, errore mio, palla comunque sempre per la CMB con Tobe. L'arbitro conta 3, dopo il 3 c'è il 4, palla deviata che arriva tra le mani comunque di Bastini, che senza problemi rimette in gioco, regalando però di fatto il pallone al collega avversario Weber, che gioca veloce. Pulvirenti per Tobe, in mezzo per Mancuso che si gira, lo stratola Marscio e poi Bastini ci mette una pezza. Bravo qui sta contando l'arbitro, dopo il 3 c'è sempre il 4, veloce Sanchez, il tiro, gol di Sanchez, vantaggio della CMB, un tiro non certo impossibile, e l'1-0 CMB con David Sanchez che si conferma goleador. Dunque al minuto 5 e 20 c'è il vantaggio della formazione ospite con un tiro al volo di Sanchez da iscrivere sul tabellino, e l'Arzignano torna in campo a ribattere questo nuovo pallone con Amoroso dentro assieme a Morillo. Cambia un po' le carte mister Lopez. Morillo, e c'è un rigore grandissimo come una casa che viene fischiato dall'altro arbitro e non da quello che stava guardando benissimo l'azione. Ha munito Weber e giustamente viene assegnato un rigore. Insomma, mi sembrava proprio palese che Weber fosse stato superato da Rafael Morillo. Dunque Arzignano che potrebbe ristabilire la parità. Il pallone è andato a prenderselo Fabrizio Amoroso, che senza tanto pensarci si prende il pallone. Intanto possiamo vedere che l'arbitro va a far rispettare la distanza a Weber, che deve posizionarsi sulla riga di porta. Rincorsa di Bomber Amoroso, a secco da qualche partita. Qui insomma le proteste di Weber non ci sono nemmeno state, insomma sa di aver commesso il fallo. Si muove Weber, danza Weber, il fischio. Amoroso, tiro, rete, pareggio di Amoroso,
freddo dal dischetto. 1-1 dunque, dopo pochi secondi, 16 soltanto, trova il pari Amoroso su calcio di rigore. Dunque tutto da rifare. 14-24, ancora da giocare il primo tempo, già partita elettrizzante, effervescente, un po' come la Ferrarelle. E chissà che possa durare ancora per tutto il resto della partita, con l'Arziano che necessita di punti ossigeno per una classifica che vede le altre comunque conquistarli contro avversari di un certo blasone. Ricordiamo tra le altre il successo del Latina, a cui vanno gli applausi. Sembrava una squadra morta, invece il Latina di Mister Nitti ha battuto niente po' di meno che l'Avellino. Ma torniamo a parlare di questa partita con lancio lungo di testa. C'è Caruso che alleggerisce per Weber, subito a giocare verso il suo numero 9 che gira palla a Sanchez. Ancora Sanchez, lo spagnolo, chiama in causa Tobe, deve fare attenzione a Morillo. 2 i falli commessi da Arziano, 1 il rigore, quelli del CMB. Rimessa laterale, anzi no, dal fondo, perché ha chiamato lo schema 1 il numero 1 Andrea Bastini, che gioca per Amoroso. Leandrino Amoroso, autore del pareggio dal dischetto, qui regala un pallone a Davis Sanchez che lo carica ancora per Davis Sanchez, ci mette una pezza Vinicius evitando il tiro del numero 10 griffato CMB. Weber per Mancuso, avanti per Pulvirenti, fermato da Leandrino. La rimessa laterale comunque per la formazione oggi in completo, maglia gialla, pantaloncini neri, calzettoni neri. Weber si alza a dar manforte ai compagni. Tobe in fondo, fermato ancora da Vinicius, il tentativo di mettere un pallone in mezzo da parte di Caruso. Corner dalla solita bandierina che non c'è. Tobe scodella alto, ferma tutto quanto, come poi Arzignano che riparte con Morillo che si gira su se stesso prima di scaricare a Vinicius. Bastini rischia, Bastini ha un buon controllo, palla per Amoroso, Morillo Annichila dar Morillo, e arriva anche il fallo cumulativo per la CMV, perché il lupo Amoroso gli ha servito un pallone nonostante avesse subito fallo, e si sveglia anche la curva al vantaggio lunghissima della partita, ma Morillo mette dentro il 2-1. Dunque Arzignano che mette il naso davanti, speriamo non abbia bisogno di alcun fazzoletto per soffiarselo, ma lo possa tenere lì nonostante il freddo che attanaglia il nord, misto fuliggine e polveri sottili. E chissà che l'acqua possa benedire non soltanto l'Arzignano ma anche il cielo grigio. Sanchez intanto alza il tiro con tanto di deviazione, dunque sarà corner per la CMB. Con il solito Tobe sarà pronto probabilmente a scodellare un pallone per Sanchez, già in gol. Palla Weber, Sanchez carica il sinistro per Tobe, ancora il pareggio. Chi se lo marca Tobe? Io non posso, sono in tribuna, non è compito mio, e Tobe ci mette lì il piedino, si fa trovare pronto al momento giusto per firmare il nuovo pari. 2-2, tutto da rifare, e allora ci saranno tanti gol, e sarà sicuramente spettacolo al Palatese, con l'Arzignano che ora gioca palla lunga con Bastini. Tobe mette in fallo laterale, palla in possesso dei biancorossi con Amoroso, un gol, un assist in questi primi 7 minuti. 2-2 il punteggio, 2-2 anche la situazione dei falli. Amoroso, Morillo, pressing altissimo della CMB con Morillo costretto a chiamare ancora Bastini a giocare. Bastini calibra il sinistro per Claro, in mezzo Weber, fulmine a Cesareno, esce dalla sua porta Weber e poi sbaglia tutto. Qui sotto la nostra postazione c'era Vega, poteva liberare il numero 17, un errore che comunque ci sta per Weber, che certo non è un numero 10 con il pallone tra i piedi. Il 10 ce l'ha Sanchez,
che vuole il pallone, lo riceve da Tobe, ancora Sanchez, palla intanto fuori, dunque Arzignano ancora dalla linea laterale blu che delimita il Platez, Murillo, Leandrigno, Bastini oggi partito dal primo minuto, Weber con il brivido di prendersi un pallone al limite dell'area, tanto fuori Tobe, torna dentro Jonathan pronto nuovamente anche il capitano Marcio Zancanaro. Jonathan, possiamo dire anche agli amici stanchi di sentire la mia voce parlare, che esiste il bottone muto, basta premerlo, non costa sacrificio, non costa nemmeno soldi, premi muto e sarai più felice, tanto alla fine domani io devo andare dietro le pelli morte, intanto però sono qui che mi guardo dal vivo lo spettacolo con Zancanaro, di testa per Weber, Zancanaro, Fusari, eccolo qui il 7 del CMB che avevo chiamato già in partita prima, era però Pulvirenti, Vega, Jonathan a liberare Fusari che era partito, il contropiede dell'Arzignano con Claro che salva un pallone degli avversari, poi non riesce ad indirizzarlo verso Murillo, rimessa laterale per la CMB con Zancanaro, Vega, Zancanaro ancora, il capitano del CMB avanza senza alcuna fretta, salve su sinistra Jonathan, giro palla per via orizzontale verso Vega, vuole il movimento di Fusari, pivot, un fallo qui di Murillo, terzo fallo Arzignano da posizione davvero pericolosa, un tiro centrale quasi all'altezza del dischetto del tiro libero, dunque attenzione massima in casa Arzignano per una punizione che mister Scarpitti vuole confezionare al meglio, mandando in campo per questa battuta anche Sanchez, autore del gol che ha sbloccato la partita fin qui, 10-16 al termine. Ci sono Zancanaro che ora lascia spazio a Jonathan, Molaro in barriera, unico uomo, attenzione il fischio e la rincorsa di Jonathan, lo scambio e la risposta di Bastini con Molaro che calcia via il pallone, bravo Bastini a farsi trovare pronto al momento giusto e a dire di no a questa punizione della CMB che potrà far ripartire il cronometro nella messa laterale con Vega, serve Zancanaro, palla a Jonathan, indietro da Zancanaro, Vega, Fusari fa movimento qui, bravo Molaro a metterci il piede, costringere poi Weber a calciare lontano il pallone, dunque Arzignano che si riprende la sfera perlomeno per una rimessa laterale, battuta da Molaro, anzi da Claro per Molaro, Amoroso Murillo, ancora per Amoroso, gioco a Bastini, comodo avanti con Weber che raccoglie il pallone, lo rilancia a lungo per Jonathan che non riesce a tenerlo in campo, proprio davanti la sua ex panchina. Amoroso per Claro a tagliare il campo, Molaro, scappa via Molaro, Murillo lì in mezzo, bravissimo Vega che ci mette un piede per evitare che la sfera finisse tra i piedi dell'anichiladoro venezuelano che si sarebbe trovato a tu per tu. Amoroso, caro Giampaolo, potessi anche tu soffrire come io ho sofferto in tutta questa stagione, allora forse diresti bravo che esulti ai gol dell'Arzignano. Posso dire con franchezza sicura che esulto anche ai vostri gol, sono già senza voce e comunque io sono qui e parlo. Claro per Bastini, costretto ancora a rilanciare a Weber, un flipper
con il portiere biancorosso, oggi in blaugrana a servire il collega, esperto collega Amoroso, si gira, non si fa portare via il pallone per Claro, bravissimo Weber che esce al momento giusto. Non c'è un attimo di respiro, in questa partita che sta scorrendo via a ritmi altissimi. Grande Alessandro. Salutiamo anche Marco Zonato, il one man show del canto arzignanese griffato Lega Pro di calcio. Intanto arrivano anche i complimenti da Marco Zonato per Davide Tres. Oggi manca Filippo, intanto tromba la sirena, andiamo a riposare la nostra voce. Dicevo, manca Filippo, ma oggi abbiamo un po' di gnocca qui in tribuna. Sì, Weber, non solo Weber. Sì, solo Weber. Il portiere. Esatto. Quando? No. Ha fatto solo fallo. Sì. Ma che brava! Preferirei fare le foto, ma... Sì, preferirei fare le foto. Che foto? Guarda che mi su Jonathan. Ma copeve... Ma cos'ha? Ma io mica rotto il cazzo! Si vede scatti? Qualche due si lamentava prima, sì, ma mica cosa ha detto che non sia colpa nostra. E ho detto anche regia, base per qualcosa. Torna l'audio qui dal Palatezze, Stefano Testoni a raccontarvi Arzignano CMB 2-2, vantaggio di Sanchez, poi pareggio di Amoroso, Moriglio di nuovo avanti per l'Arzignano e il pareggione di Tobe che si è fatto trovare prontissimo al momento giusto. Salutiamo anche il Gallo e Marco Spregiaro. Grazie anche a Francesco Pavanetto, bisogna lottare anche per noi e per chi ha dato il nome a questa tribuna. Ricordiamo Michele Trolese come sempre qui al nostro fianco, oggi come tante volte dalla sua, fare il tifo in mezzo agli angeli, a rompere i maroni che il futsal è spettacolo. Amoroso per Moriglio che può distendersi sulla corsia laterale, viene però braccato da un sandwich vincente, quasi no, però sì, perché il pallone esce. Zancanaro, mi viene da ridere perché sto leggendo i commenti, poi magari mettiamo anche una foto di chi ho qui al fianco, sempre se le vogliono. Attenzione con Vega, bravo Vega, strattonato per la maglia da Mularo, bravissimo qui Vega che stava per rendersi pericolosissimo, non può toccare il pallone Bastini, calcio d'angolo. Attenzione a Zancanaro, fermato da Mularo. Sugli sviluppi di un corner è arrivato il vantaggio della CMB, un tiro non irresistibile di Sanchez che però il fiuto del gol non lo ha certo lasciato a casa. Zancanaro, Jonathan ancora Zancanaro, giro palla sempre con destinazione il capitano della CMB che cerca i movimenti compagni. Ora è Jonathan, un blocco di Mancusi, pardon, ho aggiunto una O, allora può ripartire Morillo in mezzo per Claro che ha cercato nella distorsione della caviglia pur di toccarla, non c'è riuscito e allora mister Scarpitti corre ai ripari mandando dentro Tobe. Salutiamo anche il cugino Raffaele Rubi Palma. Mancusi con la I questa volta, Zancanaro per Tobe, braccato da Leandrigno non solo a vista ma anche a
forza, Jonathan, ancora Mancusi, Jonathan, Tobe, come si muove bene la CMB, che va via sul calcio laterale, Jonathan con il pallone quando accelera la formazione di mister Fausto Scarpitti, fa davvero paura. Bastini intanto, lungo per Amoroso che però non può arrivare sul pallone, dunque rimessa per la CMB. Sanchez intanto a giocare verso Tobe, avanza il portentoso numero 4 dando palla a Jonathan, si accentra Jonathan in due tempi, Bastini, la palla resta lì, Simi la domestica come può, bravo Simi, l'esperienza e la forza, Vinicius quasi tutto il quintetto di partenza, Amoroso dentro però rispetto ai primi 5, proprio Amoroso che tocca il pallone, indietro pallone per Amoroso, anzi no, era Leandrino. Pardon, vedo un po' troppo Amoroso, allora probabilmente avrò bisogno di andare anch'io da ottica avanzi, prendi un occhiale, te ne danno 2, faremo una visitina a Mancusi, per Sanchez ancora Mancusi, Jonathan, ciao Vanessa, troppo di parte, Sanchez, il tiro fermato, la ripartenza dell'Arzignano, fermata da Jonathan, ancora però palla per i biancorossi, con Simi che conquista una rimessa laterale. Vinicius, Leandrino, attenzione, Sanchez si è messo un piede, palla che arriva tra le mani di Bastini, subito mette davanti e poi Tobe fa sentire l'addominale al lato B di Simi. Terzo fallo, ancora situazione pari a livello di falli come di risultato a 5:31 del termine, 2-2 sul tabellone. Bellissima partita fin qui, con Amoroso che aspetta il fischio della signora Micciulla di Roma 2. Il collega Falcone di Foggia arbitra, lascia il pallone Amoroso a Leandrino, carica il sinistro, la schiena di Sanchez, la ripartenza veloce di Jonathan, fermato da Leandrino, si prende anche un colpo Jonathan, va subito a chiedere scusa a Leandrino, hanno qualcosa da ridirsi, sicuramente Falcone di Foggia non avrà capito perché face to face, Brazil to Brazil, si fa vedere anche Tobe, stiamo tranquilli ragazzi, che l'acqua dell'Omia può servire anche per placare le ire focose, mancano ancora 25 minuti e 25 secondi, serata lunghissima quella qui al Palatezze. Francesco Italia Cascia Pontillo, non potevo dire terza gamba, ho preferito usare quest'oggi un linguaggio tenero, addominale, visto che Tobe insomma fisicamente possiamo dire di essere sicuramente ben fornito a livello di addominale, almeno rispetto al sottoscritto che ha la tartaruga al contrario. Dunque attenzione, Tobe di forza subisce il fallo che arriva, anche secondo me era fallo, si becca anche il giallo Simi. Vista da qui insomma in velocità real mi sembrava fallo, protesta di Amoroso, c'è anche Elio Savignano che protesta, qui mi sembrava insomma che il fallo ci potesse stare, poi se c'è il replay lo vedrete da casa, oppure scrollate un po' l'icona del tempo, andate indietro e ve lo rivedete, io purtroppo qui non posso farlo. Salutiamo Filippo Tres che ci sta guardando. Filippo, rimettiti in fretta, ma non rimettere con la bacinella, perché il tuo apporto è fondamentale qui in tribuna stampa. Altra punizione, la quarta per la CMB, a 5:10 dalla fine, il giallo anche per Simi che pareggia il conto dei cattivi con Weber. Ci sono Tobe e Sanchez e c'è il fischio dell'arbitro. Tobe lascia lì il pallone al sinistro di Sanchez, raso terra, ma Bastini dice no, di qui non si passa, non pensare di superarmi un'altra volta.
palla regalata, può ripartire la CMB con Sanchez. Sanchez, tiro fermato da Moroso, ancora Sanchez indietro per Weber, alza il baricentro il portiere della CMB, salve Sanchez, giro palla per Zancanaro, pallone fermato da Bastini, tiro centrale sul palo coperto da Bastini che gioca per Amoroso, lo scambio verso Vinicius, pressione altissima della CMB e Leandrigno riesce comunque a conquistare una rimessa laterale sulla deviazione del numero 9 Caruso, sì è proprio lui, Leandrigno. Vinicius ora, Amoroso, Leandrigno, palla troppo alta anche per Simi, Tobe senza tanti problemi lascia sfilare il pallone, rimessa laterale, Sanchez ancora per Tobe, fermato, può ripartire, volevano un fallo quelli dell'Arzignano, Simi fermato, allora un 3 contro 2 per la CMB, fermato da Leandrigno, c'è un flipper e c'è il fallo, già battuta la punizione, palla per Morillo sul fondo, non c'è nessuno sul secondo palo, conquista comunque un calcio d'angolo ed era un bel po' che l'Arzignano andava a battere un corner, là sotto c'è intanto il Mount. Mario Santo. Altro come sa la partita? 2-2. Oh Davide, ho scritto mia tanto però. Sono tante che agnoga qua che mi sono un po' emozionato, sai? Ah signore. Allora, sta vincendo la Genova. Cosa? Ma sono state parte, devo porco che ha fatto due gol di merda, Madonna santissima, ma sei un anno che soffro, vedo un anno che soffriamo, guardo gli altri, cosa vuol dire da me? Oggi mi sono ripromesso, non dicevo cazzate, che non dite più di altre volte, io caro. Anche del mondo. Squadra in campo 3.54, corner per Arzignano con Lopez che ha chiamato il time out per ordinare le idee ai suoi ragazzi in vista di questo calcio piazzato. 2-2 il punteggio sul tabellone, parità ancora dei falli, 4-4 ed Arzignano dopo il fischio che giocherà il pallone con Morillo indietro, c'è Bastini, il pallone stava quasi per finire in rete, mannaggia la pupazza, che rischio per l'Arzignano, e Bastini si becca il giallo per aver tenuto il pallone. Proteste vibranti di Mister Lopez e di Alberto Nogara, un time out certo non giocato nel migliore dei modi, quello dell'Arzignano con il pallone che stava per entrare in rete. Intanto viene allontanato Gustavo Simonassi, vai Noresto, 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 e adesso forse va, insomma dopo 54 volte l'abbiamo ripetuto, l'arbitro Gustavo ti ha invitato ad allontanarti, il signor Falcone di Foggia, allora Gustavo alza il sederino e va in come si chiama? In spogliatoio. Allontanato Gustavo Simonassi, sicuramente qualche parola di troppo, e corner ora pericoloso per la CMB, signor Prestito. Non me ne voglia lo sponsor, ma CMB viene più facile da chiamare, cercherò di chiamare anche signor Prestito che batte questo corner, palla scodellata a Tobe, chiamato in causa Weber avanza, può controllare quanti secondi vuole nella metacampo avversaria, porta via il pallone per qualche istante Morillo, è costretto Weber a buttare via
possiamo dire anche ad Antonio Albanese che qua purtroppo le uniche bottiglie che ho sono 2,5 litri di acqua Dolomia. Qui l'alcol me l'hanno tolto da giovane, ma nonostante ciò il cervello è comunque bruciato. Eccoci, 3,33, tanti 3 sul tabellone, con Morillo, Vinicius che lascia lì a Morillo, fermato da Sanchez che può far ripartire l'azione della CMB con Vega. Sanchez, ora Tobe, fermata la propulsione offensiva della CMB con Leandrinho che fa partire Morillo, troppo profondo il passaggio, si alzano il thumb up English britannico anche qui al Palatezze, l'unica parola che so che ripeto più volte ogni partita, e palla con Sanchez rimessa in gioco verso Vega. Sanchez, Zancanaro, perde palla la CMB e la trasmissione della sfera Nike, ora Arzignano con Leandrinho, questa volta il passaggio per Bastini va a buon fine, palla morbida verso Simi, troppo alta, Weber, Sanchez, Vega, il 17 CMB, avanza, ora servita palla per Sanchez, salta Vinicius, fermato anche da Bastini, ma il pallone era già uscito dal campo, dunque sarà rimessa laterale per la formazione biancorossa con Vinicius che gioca per Leandrinho, raso terra verso Simi che addomestica il pallone, ancora per il 27 Vinicius, Leandrinho, gli ultimi 3 arrivati, chiude Arzignano, Morillo, palla era già uscita con Vega che va a toglierlo dai tappetoni della ginnastica ritmica di Denis Co. Vega, Weber, Alex, aggiungo che sono anche grosso, ma sono in dieta. Sanchez, Vega, attenzione Vega, bravo qui Simi ad uscire e togliere il pallone a Vega. Intanto torna Jonathan per questi ultimi 2 minuti e 15 al posto di Pulvirenti in campo, l'ex dell'Arzignano. Anche lui ha contribuito lo scorso anno alla salvezza, ai play-out di un Arzignano che anche quest'anno lotta un poco per salvarsi. Attenzione che c'è Weber qui sotto la nostra postazione. Weber, portiere di movimento aggiunto, non occorre mettere un altro giocatore, ruba palla all'Arzignano per pochi istanti. Bastini che ha già trovato il gol quest'anno, segnando in Coppa Divisione nel turno inaugurale contro i cugini cadetti dell'Arzignano Team. Leandrinho fa partire Morillo, qui Weber ci mette il pallone, la ripresa in mano, sembrava anche che Zancanaro avesse toccato, gli arbitri, attenzione Jonathan, stai tranquillo Jonathan, te l'ho detto che inizio partita, non venire qua a rompere i scatoloni quest'oggi, grandissimo giocatore Jonathan che ora marca Morillo va via, tiro fuori di un nulla, quello di Morillo, fuori di pochissimo. Botta risposta Morillo Jonathan, prima Jonathan alla distanza, poi Morillo fuori di poco e a 1:15 gli ultimi brividi di questo primo tempo, poi andremo a berci un tè caldo, anche no, Vega. Ancora CMB con Vega che spazia verso Sanchez chiama supporto Jonathan che restituisce il pallone al numero 10 CMB, Zancanaro, 47 secondi, vuole addormentare la partita e infilare dentro il pallone proprio nei secondi finali CMB che ora però deve soffrire sulla pressione arzignanese, il pallone è in campo, bravo Jonathan a tenerlo con alcune magie che lui già l'anno scorso anno ci aveva fatto vedere. Jonathan, Vega, Sanchez, resta però lì la CMB, 23 secondi, possesso palla tutto CMB giallo-nero in questo finale di partita. Vinicius a distendersi per Leandrinho per Morillo, il tacco indietro per Morillo, può ripartire 10 secondi, c'è lo spazio per il contropiede della CMB con Morillo che ha commesso fallo, poi l'arbitro arriverà a fischiare il cumulativo, palla per Bastini che rischia Simi e stromba la sirena in questo finale di partita 2-2, ma fate anche un bel applauso perché è stata una bella partita, arriva anche il fallo cumulativo, il quinto
Stefano Testoni vi dà appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo. Si parte, si sale in giostra sul Tagadà del Palatese Arena, il tempio pagano del Fuzza di Arzignano, il fischio e via. Eccoci che si riparte altri 20 minuti tosti con i gialloneri della CMB che vogliono accelerare i tempi. Intanto fa il suo debutto in questa sfida anche Decio Restaino, il numero 24 che il Palatese ha già giocato quando vestiva la maglia del Carrecchio Pano. Dunque parlo di un ritorno però da Serie A qui nel campo arzignanese. Simi per Marzio, Vinicius, Leandrigno, ancora Bastini. Bello il passaggio per Vinicius, ma Decio Restaino ci mette una pezza alleggerendo di testa in fallo laterale. Leandrigno per Vinicius. Ma chi è che l'ha toccata? Vinicius! Pensavo a Marzio. E Arzignano che torna avanti con un gol che ha anche del carambolesco. Pallone che ha superato Weber infilandosi anche sotto le sue gambe. Dunque Arzignano che torna avanti 3-2 in avvio di ripresa dopo 46 secondi, ma CMB con Fusari fermato da Leandrigno. Salutiamo anche Sole Pascale che è qui al Palatese ma ci ascolta assieme al buon Jesus Murga, che anche lui ha lasciato ricordi importanti qui al Palatese lo scorso anno. Ma Tobe arrabbiato con la sua CMB per il gol, cercherà il pari. Alto il pallone di Decio Restaino che voleva una deviazione, chiama e conta l'arbitro. Bastini, lancio lungo per Simi che tiene il pallone, lo perde per qualche secondo, poi bravo da Vinicius. Leandrigno fermato e c'è il giallo anche per David Sanchez. Primo fallo, giallo, cartellino, ammonito. Anche i tifosi qui in tribuna non mi danno la mano. Primo fallo del secondo tempo, minuto 1 e 9 secondi, secondo cattivo della partita. David Sanchez per la CMB, ammonito amoroso invece per l'Arzignano nel primo tempo. Leandrigno, Marzio, Vinicius avanti, fa sfilare Tobe, palla in fallo laterale, arretra Sanchez, palla a Tobe. Verso David Sanchez che chiama in causa sulla sinistra Chris Fusari che va via, bravo Chris Fusari e bravo Bastini a dire di no all'attacco avversario. Un Fusari che calamiterà l'attenzione sicuramente anche di Cristiano Caracristi dal Trentino. Palla per Decio Restaino, la risposta come può di Bastini, subito protagonista, bravissimo Decio, il 24 del CMB a trovare pronto a battezzare un sinistro quasi chirurgico, respinto dal portiere numero 1 dell'Arzignano, Tobe. David Sanchez, Tobe, Fusari fa sfilare per Restaino, Sanchez, Sanchez ancora verso Tobe, il pallone resta lì, se lo porta fuori Tobe, dunque rimessa laterale per l'Arzignano con Vinicius che chiama in causa Marzio, attaccato, deve cedere il pallone Marzio, palla di Vinicius lunga per Leandrigno e poi Weber di testa mette in fallo laterale. L'arbitro non dà il pallone e inizia a contare 1, 2, ah no, non conta, stavo contando io, poteva passargliela però signor Miciulla di Roma 2, insomma dai. Leandrigno per Marzio, ancora Leandrigno sul sinistro per Simi che subisce il fallo, la spinta di Tobe fa segno Falcone di Foggia.
e qui Simi si stava girando come faceva ai tempi del Perugia, e c'è il giallo anche per Tobe. Dunque ancora un cartellino, proteste troppo focose quelle del numero 4 CMB, e Scarpitti intanto manda dentro Zancanaro in questa punizione pro Arzignano. A distanza Zancanaro e Sanchez, due in barriera, probabilmente uno sfilerà, potrebbe essere Sanchez. 4 in barriera, c'è anche Tobe, poco staccato Vega, ecco che Sanchez si stacca, va sul palo secondo le indicazioni del portiere Weber, che va a coprire l'altro palo. Fa segno anche ai compagni di fare attenzione. Leandrigno, Marzio per Leandrigno, il tiro, la risposta, ancora Leandrigno, ancora la risposta, CMB che si salva, regala soltanto la rimessa laterale. Ancora un tiro con tanto di deviazione, ora CMB che deve cercare di fare un reset al cervello, sta subendo troppo Arzignano, palla di Leandrigno verso nessun compagno, e dunque sarà Miguel Weber a ripartire dalla sua area di competenza. Palla Tobe, Sanchez, sinistro velenoso quello del 10, Decio Restaino costretto ad arretrare dalla palla Tobe, bravo Decio. Fusari ancora per Tobe, giro palla che vuole essere insistito, quello della formazione giallonera di mister Scarpitti, colori di oggi, maglia gialla. Simi intanto anticipa anche Sanchez, però bravo a recuperare il numero 10 e a innescare Fusari che esce di gran carriera. Marzio per Leandrigno, Simi, aspetta forse troppo, Simi ancora Leandrigno, costretti ad interteggiare Arzignano, non ha sfruttato al meglio questa possibilità di contropiede. Ancora Simi che va a terra ma fa continuare giustamente l'arbitro. Simi tiene vivo il pallone per il suo Arzignano. Leandrigno fermato, ma questa volta con simulazione, dunque il tuffo di Leandrigno vale il giallo al numero 7 bianco-rosso. Non è una piscina questa, fa segno l'arbitro, ma è un campo di futsal. Dunque Leandrigno che finisce sul taccuino dei cattivi, cerca di spiegarsi con l'arbitro che non è caduto probabilmente nelle intenzioni del giocatore. Fallo di seconda, quindi non cumulativo, come alza il braccio Falcone di Foggia, e pronti a ripartire. Fischiamo, eccolo il fischio. Sanchez Jonathan è entrato a dar qualità e sostanza al quintetto di Scarpitti. Sanchez, Decio Restaino anticipato da Marzio, la rimessa laterale è dell'Arzignano, l'ultimo tocco è di Jonathan. Leandrigno, Vinicius, Bastini con il destro come può, Tobe salta, anticipa tutti. Leandrigno, c'era una mano ma non volontaria, palla ancora per Arzignano con Simi che chiude male il tiro. Volevano un fallo quelli dell'Arzignano, ma insomma la mano di Sanchez non poteva essere tolta in quel momento. Hanno fatto bene a far continuare i due arbitri che ora controllano l'azione offensiva. Attenzione, Leandrigno che va a terra, Bastini respinge fuori, si beccano i due, Tobe e Leandrigno, non se le mandano anche a dire. Potremmo anche chiamarlo spot Ringo Boys, con Tobe e Leandrigno che si stanno parlando con il signor Micciulla di Roma 2. Datevi la mano e giochiamo, perché alla pizzeria Campetto sono lì pronti ad infornare con anche l'impasto integrale. C'è anche della leggera fame nelle nostre vene colesteroliche. Intanto fuori Tobe, l'ho visto nervoso mister Scarpitti, rimette dentro Zancanaro per tranquillizzare i suoi, con Weber che si alza oltre la linea di metacampo, va a caricare il destro, serve Zancanaro, palla in mezzo, respinta dalla difesa dell'Arzignano che non conquista il pallone perché l'ultimo tocco è di Simi.
Zancanaro, allora indietro per Sanchez, tiro respinto da Marcio, palla che va a toccare la parte alta del Palatese, dunque rimessa laterale nella metacampo biancorossa per la CMB, già battuta Jonathan Sanchez, gira sulla destra per Weber, costretto ad andare indietro per Sanchez che rischiava l'errore visto nel primo tempo a parti invertite con l'Arzignano che rischiava l'autorete, qui soltanto un corner. Aggiunge Silvia, commento tecnico, che è andato a farfalle. Palla per Leandrigno, il tiro Leandrigno, Weber dice no, a conferma che anche lui presente in partita. Morillo strattonato, perde il pallone, può ripartire la CMB con Sanchez, lasciali per Jonathan, lasciali ancora per Zancanaro che carica il sinistro, la respinta di Bastini, palla avanti con Simi che aspetta troppo alzare la testa, serve indietro Leandrigno, Marcio il capitano, buon il movimento per Leandrigno che si accentra, serve Morillo, il venezuelano voleva il pallone per Simi, resta lì la sfera, attenzione a non commettere fallo, rischia la CMB, il pallone è uscito, rimessa dunque laterale per l'Arzignano, Jonathan nulla poteva fare altro che cercare di riconquistare il pallone, fallo laterale per l'Arzignano con Morillo, Leandrigno per Morillo, stratonato il venezuelano, controlla comunque il pallone retrocedendo con la suola, Morillo non riesce a trovare il pertugio, allora ritorna dietro da Leandrigno, Bastini, palla lunga, Jonathan capisce tutto quanto, Zancanaro regala un pallone a Razzignano che gestisce ora con Amoroso, silenzio Denise, silenzio, Amoroso fermato da Zancanaro che d'esperienza, poi Weber cercava di fare il furbo e ha fatto bene. Giampaolo Abatangelo, ne ho già parlato prima con Michele in campo, quando riuscirò sarò sicuramente vostro ospite, ma non solo per una pizza, però te lo dico già, io mangio molto. Morillo che intanto non viene servito a dovere da Amoroso, allora CMB che può rifiatare e riprendersi il pallone con Jonathan per Zancanaro, il capitano di Mister Scarpitti, serve Vega, giro palla a cercare di velocizzare il ritmo, quello della CMB che è sotto nel punteggio 3-2 rifatto Arzignano, non c'è il fallo, qui mi sembrava che fosse sul pallone, Morillo però non protesta più di tanto, ma chiede scusa a Jonathan, dunque ho visto male io e ha visto invece molto bene Falcone di Foggia. Primo fallo Arzignano quando mancano 14 minuti e un secondo e ad Arzignano il tempo c'è. Grazie Davide che stasera monterà gli highlights per PMG Sport Futsal, il canale che tutti i weekend, tutti i infrasettimanali ci offre grande futsal. La rincorsa di Jonathan, lascia il pallone al sinistro di Sanchez, terribile sinistro, pallone di Sanchez, avevo detto che era terribile, si infrange sul palo il tiro di Sanchez, un sinistro che poi andrò a controllare di persona a fine partita cercando di calibrarlo per bene. Che paura per l'Arzignano, e ancora CMB con Vega, Jonathan si accentra, serve Zancanaro, la rovesciata soltanto tentata di Vega, c'è deviazione comunque e sarà corner. Nicolò, non stiamo lì a guardare se sto a dieta o no, se devo venire giù, come faccio a venire giù a dieta? Vega, Jonathan, palla in mezzo, bravissimo, qui ancora Vega, fermato da Amoroso, il tiro strozzato di Zancanaro e Bastini che può recuperare il pallone. Andrea, rilancio lungo per Amoroso, anticipato da Vega, la palla resta lì, Zancanaro bravo ad addomesticarla, chiamato in causa anche Weber che fa segno ai suoi di avanzare, serve sulla sinistra Jonathan che supera la linea di metacambio in questo momento, la finta su Morillo, scarica a destra Zancanaro, palla troppo profonda per il numero 9 Caruso, entrato in campo da qualche secondo e dunque sarà rimessa outing per l'Arzignano con Molaro Antonio, numero 30, a giocare.
qui parapiglia un po' di flipper che premia la CMB, che riparte con Zancanaro a destra. Ora Jonathan, grazie centro Carlotta, Ivan Scavinato, che nome lungo, fa segno di alzarci. State tranquilli in tribuna che la partita è lunghissima. Jonathan, Zancanaro per Vega, anche l'Arzignano però sa pressare, chiamato in causa Weber che si porta avanti a sinistra per Jonathan, è sbagliato il suo passaggio, palla avanti per Morillo verso Amoroso, anticipato da Jonathan, il pallone resta lì, Jonathan lo tiene vivo, è bravo a servire Caruso, ancora Jonathan, vuole ripartire la CMB che si distende ora sulla destra con Vega, bravo Jonathan a servire il compagno, a riprendersi il pallone, si accentra Jonathan, la finta, il tiro, la risposta sul primo palo di Bastini, fantastico Jonathan, che ve lo sto a dire, lo sapevamo, il numero di Jonathan. E il no di Bastini, ma ancora CMB, ancora con Weber nella metà campo dell'Arzignano. Zancanaro, Vega, eccolo Weber lo spazio per calciare, fermato da Morillo. L'Aniquilador costretto anche a difendere a denti strettissimi, con il coltello tra i denti, insomma il dentista si sta già sfregando le mani, chissà che gli venga qualche problemino, e poi odontoiatria pura e giù di cash. Zancanaro, Vega, qui Vega rischia, ma tiene il pallone vivo per i suoi pulvirenti. Caruso, Vega, sembrano avere un'idea chiarissima, la CMB che ora rischia con Zancanaro, mette in mezzo un pallone, però dal sinistro del capitano, attenzione massima, fastidio al 100%, intanto pronto a rientrare anche Decio Restaino. Corner in mezzo per Caruso che si addomestica, che quasi azione spettacolare, stavo per dire che gol, invece poi l'ha alzato di poco, alta Pulvirenti, bravissimo il numero 6 Giovanni Pulvirenti, non è riuscito dopo aver saltato Bastini a mettere in rete. Arzignano che soffre sulla pressione CMB, cerca di uscire Amoroso, deve correre, serve Claro protegge il pallone, conquista un fallo laterale perché Caruso lo mette in out, voleva un strattonamento falloso Vega, non così per l'arbitro, 2 falli CMB, 1 Arzignano e out per la squadra biancorossi di Mister Lopez. Molaro, Morillo, Bastini, il numero 1 biancorosso, oggi in versione blaugrana, verso Molaro che spinge l'avversario. Dunque secondo fallo, già battuta la punizione da Weber per Zancanaro. Pulvirenti, il numero 6, serve Vega, Pulvirenti vede libero Zancanaro, recupera comunque Claro, ancora da Pulvirenti che lascia lì sul posto Molaro fermato, aiutato però da Claro, dunque rimessa laterale in attacco per la CMB, ancora con Weber, 10:46 a cercare di dar fastidio alla difesa ordinata fin qui dell'Arzignano. Weber, fermato Pulvirenti da Molaro, scarica Claro, si torna indietro da Morillo che gioca ancora per Bastini, carica il sinistro il numero 1 biancorosso, troppo profondo però il pallone, è un regalo per Miguel Weber che scarica da terra verso Pulvirenti. Siamo già dall'altra parte del campo, però Pulvirenti ritorna indietro da Vega che avanza senza alcuna fretta. Zancanaro, CMB che comunque deve trovare lo spazio per rimettere in parità la partita tra due Arzignano quando stiamo per varcare la linea di confine tra la prima parte e la seconda. Eccola qui, mancano 10 minuti esatti, 600 secondi e poi sarà game over al Palatese con Restaino fermato, Amoroso che può ripartire, Amoroso, la puntata e Weber ci mette il piattone per difendere la sua porta. Dunque nulla di fatto sul punteggio, è partita comunque viva e vibrante qui al Palatese Arena, il tempio pagano del futsal di Arzignano. Zancanaro di petto esce, lascia lì Pulvirenti che scarica Vega, fuori Vega, dentro Chris Fusari a ritrovare la giusta condizione, buona la sua prova nella gara di andata
qualche minuto in meno quest'oggi, qualche problemino per lui superato, piano piano sta recuperando. Chris Fusari che anche lui nel giro della nazionale, pausa lunga poi per la nazionale, in bocca al lupo agli azzurri del mister Musti. Vinicius fa partire Morillo, si ferma Morillo sbaglia il palo e poi di testa mette fuori, quasi lo sforzo. Che erroraccio di Morillo dopo il palo, mette palla fuori. Arzignano pericoloso, ringrazia e CMB che vuole rispondere con Tobe. Vedo le stelle, non sono quelle dello sforzo fisico. Fusari, Decio, Restaino, Tobe. Lascia lì per Restaino la risposta, ma ancora pallone per la formazione di mister Scarpitti che recupera con Tobe. Pulvirenti, Restaino, bravo a tenere il pallone, brutta entrata, non c'è il fallo, mette fuori il pallone Tobe. Si rialza Restaino, scomposto probabilmente l'intervento di Amoroso, non falloso, restando agli arbitri. Non mi sento di dire se c'era o no il fallo, non l'ho visto. Leandrigno che fa segno di ridare il pallone alla formazione avversaria. Restaino comunque si è rialzato. Aspettiamo che si possa ripartire. Stanno parlando i due arbitri, quello spazio a ridare il pallone, però deve fischiare l'arbitro. Allora si deve ripartire da capo ancora con Leandrigno che consegnerà nuovamente il pallone alla difesa della CMB. Nessun applaudo solo io. Si erano già mossi in anticipo i tifosi dell'Arzignano. E CMB ancora con Tobe, Pulvirenti, Tobe all'altezza del grifo, lì al centro del Palatese, il tempio pagano. Fusari, fallo, anzi simulazione di Fusari. L'arbitro ha subito alzato il braccio, non come lo studente che chiede di essere interrogato dal professore, ma per indicare fallo di seconda e dunque simulazione. Anche Fusari va sul taccuino dei cattivi, cerca di spiegarsi con il signor Micciulla di Roma 2. Fatto sta che comunque la selezione falli non cambia, però il giallo a Fusari che potrebbe diventare pericoloso per la testa del numero 7. Qui intanto CMB che recupera il pallone. C'è anche Weber con un applauso, chiama il pallone a sé, viene servito. Pulvirenti, lo spazio, Restaino, Bastini! Ottima prova di Bastini che dice di no nonostante fosse coperto. La palla resta lì, poi ripartire l'Arzignano con Amoroso per Morillo, Tobe però lo ferma tutto, ma Morillo riprende il pallone, rischia di commettere fallo, il contro break della CMB con Fusari, palla in mezzo, fermato, mamma mia, pallone resta lì, ancora Bastini, che casino, e poi Tobe si porta il pallone oltre la linea blu. E qui è bravo Falcone di Foggia a dare il fallo cumulativo. La CMB aveva fatto bene a far proseguire l'azione. Ottimo l'arbitraggio di questa sera, a parte i secondi che chiamavo io prima. Comunque i due direttori di gara stanno facendo davvero un ottimo lavoro. Lo diceva anche uno detto ai lavori della CMB che qui a fine primo tempo si era avvicinato a noi per sentire un po' come si stava qui nella tribuna sulla dalla tribuna stampa Michele Trolese. CMB ancora con Fusari va sul fondo, scarica in mezzo ma viene fermato da Simi, recupera il pallone, c'è una dolce signorina che fa da raccattapalle qui al Palatese. Fusari per Pulvirenti, Mario Molinaro, il tempo è live lì sul cronometro grazie a Tressa. Tobe vuole lo spazio per girarsi, cambia in causa Pulvirenti che gira palla sulla destra per Decio Restaino, costretto a ritornare da Tobe cercava il numero 7 Fusari, di testa però viene messo palla in calcio d'angolo dalla formazione dell'Arzignano. Sto quasi per entrare in un Tobe, attenzione però, Decio Restaino fermato, Simi può ripartire,
Simi per Leandrigno, c'era libero Morillo, servito troppo tardi. Vai tranquillo Mario, stavo dicendo che mi sto quasi sbrodolando come un brodo di giuggiole nel vedere che più di 800 persone ci stanno guardando. Possiamo parlare di record qui ad Arzignano, stagione difficile ma comunque seguita anche tanti gli amici giù da Grassano. Qui c'era probabilmente il fallo, resta vivo Morillo, la palla era già uscita. Qualcuno diceva cavolo c'è andando un altro rigore, ma l'arbitro aveva visto il pallone fuori. Situazione falli invece, 3 commessi da CMB, 2 dall'Arzignano. La risposta a Francesco Pavanetto, 2 gialli anche per superazione. La ripartenza dell'Arzignano con lo scavetto troppo veemente di Vinicius per Leandrigno e Weber che gioca a Fusari. Chris Fusari avanza. Ecco che è entrato Sanchez, non fatemi vedere Sanchez, sinistro cattivo il suo, palla che resta ancora lì, l'Arzignano la deve riconquistare, lo fa in questo momento con Morillo, la ripartenza Morillo, il tunnel, Simi fermato da Weber, fantastico Weber ancora in questo momento, fantastico Weber che salva i suoi. Weber, applausone per Weber, Miguel Weber. Intanto qualche problemino per Morillo che si accascia a terra per rifiatare, cambia le scarpette rosa. Però Raffaele, scusami ma insomma preferisco il bel giallo fluo di Tobe, Jonathan e David Sanchez. Intanto dentro anche il medico biancorosso. Entra anche Piero massaggiatore, anche massaggiatore, ha giocato, fa le distinte, fa tutto Piero Borelli, che ha anche debuttato, poi mi offenderà perché lo dico, proprio in casa delle CMB, ha dovuto mettere la maglia e per fortuna Piero, che non sei quello di 10 anni fa, ci sarebbe voluto una quintupla XL, XXXL. Dato l'applauso per Morillo che viene aiutato a rialzarsi. Vai tranquillo Francesco, dovere il mio cercare di soddisfare le vostre esigenze e da casa. Fermiamoci qui quando si parla di soddisfazioni, non risultati ma amorose. Intanto dentro Claro con Molaro che si prende il 5 sul lato B, è rimessa per Arzignano sulla direzione di Weber, fondamentale a dire no Simi, proprio Simi che tocca per Leandrigno, fermato, il pallone resta lì, Vinicius scarica potente, lontano, e allora Weber. Sanchez, intanto Zancanaro, portiere di movimento. E adesso Scarpitti vuole tenere dentro il suo capitano al posto del numero 1 quando mancano 5 minuti e 40 secondi. CMB che deve e vuole, spera di trovare il pari. Zancanaro sul fondo, fermato da Vinicius che si immola anche con un urlo liberatorio a galvanizzare i suoi, a fortificare il tiro biancorosso. Jonathan, Vega, Sanchez, Jonathan, Tobe, ancora dall'ex biancorosso Jonathan in mezzo per attenzione, la palla resta lì, Claro per Simi che fa ripartire Leandrigno, Simi, volevano che fosse spaccata la porta, l'Arzignano ha atteso troppo, intanto è rientrato anche Weber tra i pali. Dunque Arzignano che non ha sfruttato al meglio questa condizione di possibilità con il portiere volante in campo, palla in mezzo, fermata, ci mette ancora una pezza da CMB ma la palla resta lì tra i piedi di Claro che la protegge, bravo da alleggerire per Vinicius, gli applausi per lui, giro palla ora verso Simi che torna dal numero 27 biancorosso, chiamato in causa ancora Leandrigno, Vinicius, palla lunga per Simi. Bravo Jonathan a lasciare che la stessa sfili fuori e nuovamente dentro Zancanaro al posto di Weber. David Sanchez, Vega, 4.39, ancora lunghissima. CMB che ha tutto il tempo per calibrare un tiro, pensarci e poi scaricarlo alle spalle di Bastini. Schema 5 o d'attesa, quello chiamato da Vega, Jonathan, Vega, girano gli uomini, intanto Sanchez per Zancanaro che mette giù il pallone di petto, ancora verso Jonathan, David Sanchez, Vega, Jonathan,
non viene fermato senza fallo secondo gli arbitri. Sanchez, il tiro in corner, la deviazione di Simi, palla inattiva a 4 minuti e 6 secondi per la CMB. Sanchez, Vega, Jonathan, ancora per Sanchez, lascia via Jonathan, va via sul fondo per Zancanaro, dall'altra parte per Tobe che si divora un gol come testone che si divora la Fiorentina da 1,2 kg e che ha trovato davanti il suo piatto qualche sera fa. Cosa mi ha sbagliato Tobe? Bastini, lungo per Claro, troppo lungo allora Weber. Salutiamo anche Bedroom Molon che ci guarda, oggi non è presente, ma c'è sempre, con il cuore, con la mente, col pensiero. Jonathan, Tobe, ancora Jonathan, difende bene Arzignano, ma attenzione a Sanchez, Jonathan, Zancanaro per Tobe che oggi proprio ha finito l'appetito, altro erroraccio di Tobe, ma la difesa cosa permette alla formazione che si gioca con il portiere di movimento? Cosa ha sbagliato Tobe? A tu per tu con la porta sguarniti. Bastini per Simi, Marcio scarica a destra verso Leandrigno, Leandrigno si accentra, viene scippato il pallone da Vega, lo recupera Weber, ma c'è deviazione, dunque la rimessa laterale era dell'Arzignano, l'aveva toccato a Vega il pallone. Jonathan 3-14, Vega e ancora Marcio Zancanaro, il capitano CMB in campo. Fuori però Tobe che si va a disperare con i compagni di panchina. Due erroracci pazzeschi, quelli del numero 4 del CMB, signor Prestito. Vega ancora, Sanchez in mezzo, il pallone che resta lì, viene fermato e Leandrigno, il poker di Leandrigno che mi fa esultare come il bambino che trova la caramella sotto il cuscino quando la fata porta lì il soldino per il dentino e fa rima con quattrino e arriva anche il time out. Scusatemi se ho anche esultato, ma come è successo lo scorso anno, lasciatemelo godere sto gol. Fino alla fine. E le gnocche hanno portato fortuna. E le gnocche, sì. Dammi l'audio Silvia, torniamo in partita con la CMB che ora deve affrettare il tempo di recupero perché è sotto ora di 2 reti a 2,44, c'è tantissimo tempo, 6 più 6, 120 più 44, 164 secondi. Ancora Zancanaro dentro proprietà di movimento, Sanchez. Saluto tutti i ragazzi, scusatemi se mi sono un po' preso male per il gol, ma situazione difficile ad Arzignano e bisogna gioire, godere. Intanto Amoroso indietro per Leandrigno contro una CMB che, ragazzi, gran squadra, al primo anno, merita e farà vedere grandi cose. Dato fuori nuovamente Weber, tanti chilometri per lui dentro fuori del campo per lasciare spazio a Zancanaro. Vega, Sanchez ancora Vega in fondo per Mancusi, ma ancora CMB,
2 minuti esatti, 120 secondi, sempre CMB proprietario di movimento, Scarpitti non la vuole perdere, poi state incollati che saremo live a bordo campo con le interviste di fine partita, cercheremo di sistemarci, non certo la voce, ancora Amoroso, Amoroso! Il bomber mette la cinquina, pokerissimo Arzignano, pokerissimo Arzignano, sembra passata un'eternità da quando non potevo esultare così ai gol dell'Arzignano, ma attenzione perché la CMB non si arrende, ci proverà fino alla fine con Jonathan, l'ex in mezzo fermato da Marcio, Vinicius, 6-2 Arzignano, Vinicius in gol della sua porta e adesso forse non possiamo dire che la partita è quasi finita, non c'è più la voce, a 1:21 le emozioni finali che ci hanno regalato i biancorossi sono indescrivibili. A Stefano Testoni tornerà a scrivere un articolo con tanto di vittoria ed era tanto tempo che non lo scrivevo dopo averlo visto lì dal live, diciamo. Mancusi, arrivano 10 centesimi Simone, Jonathan è il numero ma non elude Marcio che controlla, poi regala soltanto il corner. È quasi finita la partita, ultimo minuto e 1 secondo e poi sotto la doccia il tiro al volo alto di Pulvirenti, poi sotto la doccia a festeggiare. In campo invece noi saremo con i protagonisti, avremo speriamo i 2 tecnici e poi avremo anche i giocatori, la bottiglia di Conte Capitelli, la Diamo Trolese, arrivano anche gli applausi. Hai ragione Donato, ma sapessi quante volte ho dovuto gioire per le vittorie altrui che questa volta non solo l'Aerosol serve. Chiedo scusa ma lasciatemelo godere questo momento perché è difficile per Arzignano, 36 secondi dalla fine essere sopra 6-2 contro una CMB che ragazzi ha confermato di essere una grandissima squadra. Massimo, e qui arriva il commento anche di Vincenzo Manna che va a rovinare una giornata, ma non importa, d'altra parte ognuno può pensare come vuole, io non sono del suo parere. Pulvirenti, Restaino, Pulvirenti, Mancusi, meno di 30 secondi, poi ci sarà il fischio finale. Mancusi, Pulvirenti, Mancusi, Davide, c'è la folla là che sta cantando Restaino, tiro fuori, 11 secondi e non si ripartirà da Bastini. Arrivano i timidi applausi anche della sezione ricovero di Arzignano, si stanno sfregando le mani. Fermato senza fallo, 4-3, aspettiamo solo che la sirena trombi e poi sarà game over. Non arriva il fischio, qualche problema, ecco qui la sirena, allora tromba la sirena e l'Arzignano vince. Donato, Sabia sono stati parziali, dai. Ho gioito un po' per una vittoria che mancava da tanto tempo qui al Palatese. Fantastica CMB, fantastico, ancora di più Arzignano che torna a mettere 3 punti fondamentali, può allora tornare a pensare anche alla salvezza. Tra poco saremo live dal campo per le interviste, seguiteci, un bacio.